cui penso sia stata la classica giornata storta un po' per tutti. Dopo 34 minuti perdevano già 5-0, per cui io reputo il Grosseto una buona squadra. È stato bravo però Giannini, dopo una settimana, quando si viene da un 5-1 in casa, non è semplice ripresentarsi in spogliatoio il lunedì dopo. Sì, ma Giannini lo disse subito anche post partita nelle interviste, c'è poco da parlare di questa gara, è una giornata storta, pensiamo già alla prossima, proprio perché era frutto di errori grossolani, di errori individuali ma enormi come dei grattacieli. La riprova è stata che sono venuti a Padova a fare un'ottima partita, a giocarsi le proprie chance. Io penso che il Grosseto sia composto da ottimi giocatori, ha ottime individualità. Si parlava di Caridi prima. Caridi io l'ho avuto anche a Mantova, per cui volevo farti questa domanda. Tra l'altro è un giocatore che io apprezzo particolarmente, insomma, secondo me è uno dei migliori interpreti della B. E forse non è stata neanche la partita migliore di Caridi, perché rientrava proprio sabato scorso dopo un infortunio muscolare, per cui è rimasto un po' defilato ai margini della gara stessa, però Sforzini è un giocatore che ha trovato quella continuità già l'anno scorso che gli era sempre mancata. Per cui ha delle ottime individualità. Non mi sorprende più di tanto, insomma, la buona prestazione del Grosseto a Padova. Paolo, invece volevo chiederti, lo scorso anno chi ha fatto il salto di qualità dopo la promozione di Dal Canto a tecnico della prima squadra è stato Ousmane Dramé. Poi c'è stato durante l'estate il passaggio di Giannetti all'Inter. Tu vedi altri possibili sbocchi in prima squadra imminenti da parte di qualche tuo ragazzo della primavera? Ma diciamo che uno è già esordito, che è Radrezza, che in questo momento sta giocando da punta esterna ma è in grado di fare anche il trequartista. E poi c'è da dire che Dal Canto in questo momento sta lavorando con parecchi ragazzi miei che vengono chiamati spesso con la prima squadra, anche oggi ne abbiamo 3, generalmente variano 3, 4, 2, dipende dalle situazioni, però questo è anche un monitorare il gruppo e il monitorare i miei ragazzi e anche il percepire se determinati ragazzi sono adeguati e possono inserirsi in una rosa nel contesto nostro della prima squadra del Padova. Ecco. Si parla anche molto bene di Gilvainis, che è stato convocato dall'Under 21 lituana. Ci spieghi un po' le caratteristiche di questo ragazzo? Ma Edi è un difensore centrale, è un giocatore fisico, è un giocatore che è un ottimo colpitore di testa, è un giocatore che ha anche una buona tecnica, è un aggressivo, è un ragazzo che sicuramente ha delle potenzialità, ma oltre a lui, ripeto, ne abbiamo anche altri, abbiamo Beccaro Daniel, abbiamo De Biasi, 94, ragazzo un altro importante. Che ha fatto tutto il ritiro con la prima squadra. Che ha fatto già un campionato di Serie D l'anno scorso a Montebelluna. Ci sono diversi ragazzi che a mio avviso hanno potenzialità e questo lavorare di Dal Canto con i miei ragazzi sicuramente è un aspetto positivo, perché ci si rende conto delle potenzialità dei ragazzi e la possibilità di poterli integrare nel gruppo. Michele, invece mi pare di aver capito che tu hai anche visto la partita Padova-Grosseto sabato degli Spezzoni. Cosa pensi di questo momento del Padova, che tra l'altro non è il primo che questa squadra vive in questo particolare periodo della stagione? Cioè si va spesso e volentieri, è successo con Sabatini, è successo con Calori, è successo più volte in passato che quando arriva il mese di novembre la squadra va in difficoltà. Ti sei dato una spiegazione, solo una coincidenza oppure c'è qualcos'altro? Ma guarda, che fosse il mese di novembre non lo sapevo e lo apprendo da te in questo momento. Io penso che un momento di difficoltà capita a tutte le squadre nell'arco di una stagione, nell'arco dell'annata calcistica, per cui a Padova sta capitando forse in questo momento, anche se è una squadra composta da ottimi giocatori, è un gruppo molto valido che si giocherà fino alla fine o diretta o attraverso i playoff la promozione per la Serie A, ma penso che bisogna far quadrato proprio soprattutto in questi momenti, perché possono capitare e lo sappiamo. A volte bisogna metterlo anche in preventivo, che ci può essere uno scadimento di forma o delle problematiche, un infortunio, una squalifica, per cui che possa alterare quegli equilibri che magari si erano ritrovati anche 7 giorni prima.
Ho sentito da te o da Binda, penso che in questo momento la società sta facendo quadrato intorno all'allenatore, e penso che sia una cosa importante far percepire ai calciatori che l'obiettivo comune prosegua. Io su questo attendo poi la verifica del campo, perché anche l'anno scorso di questi tempi Calori godeva dell'assoluta fiducia della società, poi invece abbiamo visto com'è finita. Comunque purtroppo un allenatore è legato ai risultati, come lo sei tu, come lo è Paolo, come lo è stato Paolo e come lo è qualsiasi allenatore. Sì, questo qua noi lo sappiamo, non è che voglio cercare una giustificazione, cosa. Assolutamente, sono i risultati che parlano sempre e che decidono il nostro futuro. Soprattutto, dico soprattutto perché mi ritrovo in una condizione molto analoga, molto simile, con dei gruppi, con delle squadre costruite con degli obiettivi ben precisi. Padova e Spezia hanno sicuramente l'obiettivo ben preciso, che è quello di salire di categoria, per cui lo sappiamo bene che siamo ancorati o attaccati ai risultati poi del campo. Ci fermiamo un attimo per qualche consiglio per gli acquisti e poi torniamo per la seconda parte di Padova Gol. Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab in tutti i nostri negozi Tigotà. Bentornati a Padova Gol per la seconda parte della nostra trasmissione. Stiamo dialogando con Paolo Favaretto e Michele Serena di Padova, ma non soltanto, insomma, perché ci sono tante situazioni che si intersecano. Fra l'altro, Paolo, voi avete in comune una stagione a Venezia per motivi diversi, particolare, perché Michele è stato l'allenatore del Venezia l'anno precedente al fallimento, tu in quello che è seguito successivamente quando la squadra è ripartita dalla Serie D. Come si lavora quando attorno è stato, tra virgolette, tutto raso al suolo? Ma intanto i legami sono molti tra me e Michele, perché abbiamo giocato assieme, io ho fatto il secondo, poi sono stato l'allenatore che ha seguito, per cui seguito dopo il fallimento il Calcio Venezia, quindi l'allenatore. Ci sono tanti legami con Michele, quindi tanti buoni momenti. Come si lavora dopo un fallimento? Dopo un fallimento si deve ripartire, noi tra le altre cose abbiamo avuto delle grandissime difficoltà, perché abbiamo iniziato il primo allenamento il 10 di agosto, il 22 di agosto avevamo la Coppa Italia. Ricordo bene quel momento. Situazioni di emergenza, situazioni in cui devi cercare di velocizzare il tutto. Partimmo anche bene perché riuscimmo a passare il primo turno, iniziamo poi il campionato con qualche difficoltà, un paio di partite perse, e poi iniziamo una serie positiva di risultati molto importanti, perché riuscimmo a fare 7 vittorie di fila, 19 risultati utili consecutivi, insomma delle cose importanti, 45 punti girone di ritorno, che non sono pochi, per cui sicuramente delle cose importanti, con una società molto seria, ma anche con dei mezzi limitati che ci portarono a conseguire un terzo posto, e di tutto rispetto, perché in quel momento con le possibilità che avevamo e con le condizioni, secondo me riuscimmo a fare un grande campionato. Ti faccio salutare in collegamento telefonico e porgo gli auguri di buon compleanno a distanza purtroppo di 2 giorni a Claudio Foscarini. Buonasera Claudio. Buonasera, grazie. Michele Serena e Paolo Favaretto in studio, stavamo parlando. Oggi ho aperto la trasmissione, Claudio, celebrando il Cittadella, sono arrivati anche i complimenti di Nicola Binda, perché insomma avete spugnato un campo che insomma, soprattutto dopo l'arrivo di Rolando Maranni in panchina, era tornato ad essere quel fortino quasi inespugnabile dei tempi di Sannino. Sì, credo una vittoria molto molto importante, un po' perché con l'arrivo di Maran il Varese ha cambiato marcia sicuramente, poi perché insomma noi avevamo bisogno di trovare un po' di continuità
non abbiamo mai fatto 3 risultati utili consecutivi e quindi sono contento per questo, perché questa squadra al di là delle prestazioni, insomma al di là dei risultati, ha bisogno un attimino di trovare un attimino di continuità nella prestazione stessa e diciamo sempre se c'è la prestazione poi vengono anche i risultati e quindi siamo felici per questo. E fra l'altro Claudio, quei 7 punti che avete ottenuto nelle ultime 3 partite potevano tranquillamente essere 9 se non fosse arrivato quel gol al 90° di Paulinho in una situazione di partita in cui non stavate nemmeno particolarmente soffrendo. No, è vero questo, però non lo so, io credo che poi ci sia a livello, non lo so, inconscio, non lo so, ci sia a volte dove perdi dei punti puoi andare a raccoglierli. Sta affermazione me l'avevano detto in sala stampa, se avevate i 3 punti di Livorno, può essere però che se avevamo i 3 punti di Livorno non so per quale strategia magari i 3 punti a Varese non si facevano, per cui a volte dove avevamo questa rabbia noi, dove non riesci a ottenere qualcosa, devi andare a riversare la stessa rabbia nel turno successivo. Forse noi è successo questo, ecco perché magari ho dei dubbi che se vincevamo con Livorno forse magari non avremmo ottenuto un risultato pieno a Varese. Sì, alla fine, perché effettivamente ogni partita fa storia a sé. Io volevo chiederti anche questo, Claudio, il Padova sta vivendo il solito novembre grigio in cui sembra ripetersi un copione che poi ogni anno alla fine torna a ripresentarsi in questo periodo dell'anno. Tu da osservatore esterno come lo vedi la situazione, visto che hai visto anche all'opera il Padova in diverse occasioni? Ma guarda, è un po', diciamo, non lo so se sia proprio una capella proprio del mese di novembre, essere, dico, fisico. A volte può essere fisiologico una squadra che così come il Padova, che è sempre costretta, tra virgolette, a fare il risultato, a vincere, può essere fisiologico a volte fare questi cali inconsci dove si deve ottenere tanto subito e non si ha neanche, rispetto a noi ad esempio, anche se abbiamo obiettivi diversi, neanche dei grandi margini di errore dove non ti aspettano, perché ci sono l'esigenza, c'è l'esigenza di fare il risultato. Il Padova, l'ho visto nelle ultime partite, non mi è sembrato proprio brillantissimo, questo è vero, sul piano del gioco, sul piano atletico non mi è sembrato brillantissimo, però resta sempre la capacità dell'allenatore, la bravura dell'allenatore, ma anche il merito suo sicuramente è anche l'atteggiamento che ha questa squadra di non mollare mai. Ecco perché credo che sia una cosa passeggera, nel senso che la squadra quando ha un organico a livello tecnico ha un atteggiamento da squadra leader, penso che poi queste situazioni siano proprio passeggere. Senti, un'ultima cosa prima di salutarti, uno dei segreti, se possiamo chiamarlo così, di questo Cittadella sta in un centrocampo che sta esprimendo dei valori veramente ottimi. Hai trovato questa collocazione a Vito Francesco leggermente più avanzato del ruolo in cui aveva occupato con la Cremonese per alcuni tempi, e poi anche questa crescita veramente vertiginosa di Schiavon, oltre alla piacevole sorpresa di Busellato. Hai trovato una quadratura che sembra nel corso delle partite dare degli ottimi risultati. Ma questo è vero, io dico sempre, non lo so, in questo momento è così, non lo so se magari fra una partita, fra un mese continueremo con questo modulo con 3 centrocampisti. Credo che in questo momento sia la soluzione ideale, perché magari privilegio un giocatore, copro le spalle tra virgolette a un giocatore come Baselli, che è un playmaker e quindi va sorretto. In questo modo ha la possibilità di inserire Busellato, lo stesso Schiavon e lo stesso Vito Francesco, che è un giocatore che in questo centrocampo a 3 si trova a meraviglia, nel senso che ha la possibilità poi di inserirsi, e lui praticamente molto abile, ha dei tempi di gioco innati, nel senso che Foscalini ha fatto poco in questo senso, l'ha collocato penso nella posizione giusta, però praticamente sa muoversi in tutto lo spazio del centrocampo, sul centrodestra, sul laterale, e in questo momento credo che sia un equilibrio importante questo qui. Poi quello che succederà dopo, io dico sempre che non mi prefiggo mai una rigidità di moduli o di giocatori. Ora è così e va bene, può essere che magari più avanti si possa cambiare. Claudio, ti ringraziamo molto, a presto e a risentirci. Saluto i tuoi ospiti. Ciao Claudio. Ciao. Ciao. Bocca al lupo. Ciao. Grazie, ciao.
Siamo tornati dunque dopo aver sentito anche Claudio Foscarini, mi pareva il minimo, insomma, dopo una vittoria a Varese, celebrarne il 53esimo compleanno a distanza di 2 giorni. Michele, invece, parlando dello Spezia, ci sono dei giocatori che anche nel corso del mercato estiva erano stati accostati al Padova, Junco e Mastronunzio. Come si sono calati questi 2 ragazzi nella realtà dello Spezia? Cioè, li vedi convinti, cioè, della scelta che hanno fatto? Perché poi, insomma, la critica che nasce spontanea quando ci sono questo tipo di operazioni è un giocatore scende di categoria soltanto per l'aspetto economico. Ma non penso che sia il caso di questi 2 ragazzi, perché tutti e 2 avevano il loro bel contratto, penso. Forse Junco no, ma Mastronunzio era a Siena, per cui sì, aveva appena vinto un campionato di Serie B e si apprestava, adesso non so se rientrasse o meno nei piani del Siena. Sì, Mastronunzio è un periodo particolare, non riesce a sbloccarsi e sappiamo quanto importante possa essere ossia il gol per un attaccante. Penso che goda della mia massima stima e fiducia e anche quella della società e quella della gente, per cui dobbiamo solo aspettare il momento giusto in cui si sbloccherà. Junco, sinceramente, è un ragazzo straordinario, delle qualità tecniche straordinarie, però con me ha fatto 2 partite solo. E anche prima, perché ha preso una brutta botta a Carrara nel derby ed è praticamente da un mese che è fuori. Speriamo di recuperarlo al più presto. Poi che siano stati accostati al Padova, sì, sapevo qualcosina perché me l'hanno raccontato. Comunque sono 2 ottimi giocatori. Sì, che tra l'altro, insomma, quando cominci a togliere per opposti motivi, infortunio e magari un periodo negativo, i 2 giocatori cardine dell'attacco, insomma, anche un allenatore... Ma io infatti... parlando un po' dello Spezia, è vero che è stata costruita un'ottima squadra, è anche vero, è altresì vero che in questo momento giocatori cardini importanti non sono per un motivo o per un altro a disposizione.